pensa, anche Dennis e la Marica sono rimasti molto colpiti dall'area camper, no? E dal posto. Però cosa succede? Se iniziamo a fare troppa pubblicità, dopo arriva massa gente, ok? E immezzava il posto a Singano. E allora bisogna dire che no, effettivamente è un brutto posto. È un posto bruttissimo, bruttissimo. Cioè, proprio... siamo stati male. Sì, gente che ti disturba, Sì, proprio sì. brutto, brutto, brutto. Tutti che spaccano bottiglie anche alle ore tarde della notte, effettivamente. Zingari che ti rubano sul camper, c'è un po' di tutto. Sì. No, no. Cobra e giaguari. Vedi, oltre a fare ricognizione dei posti e dei parcheggi, facciamo anche la ricognizione della fattibilità delle spiaggette, perché abbiamo detto adesso purtroppo non c'è sole, non vedi l'acqua azzurra. Questa era una bella spiaggetta, arrivi qua in compagnia, anzi no, arrivi testa a casa, se no riempi tutto quanto, perché questo è un posto brutto, quindi noi arriviamo, noi ci sacrifichiamo a stare in questi posti e spostiamo gli alberi, e quella è una bella spiaggetta, insomma, per fare il bagnetto, A te invece non piace, cioè guardala bene, non è bella. Allora, vedi, stavo per dire, il micio qua, no, quello bianco, se la dovrebbe spassare bene, perché c'è sto aumento pazzesco di topi, no? Però invece i signori ci hanno raccontato, e noi abbiamo avuto modo di testimoniare osservando, che questi topi che provengono dalla Slovenia e dalla Croazia si sono portati dietro una malattia contagiosa anche per l'uomo. Basta venire a contatto un attimo con la saliva o gli escrementi del topo e te la pinzi anche te, quindi non ne basti il coronavirus e tutto quello che ci stiamo portando dietro, ma adesso anche questa cosa qua. Dico a testimonianza perché in giro abbiamo visto tanti topini che stavano morendo di stenti, tipo forse ne ho filmato uno anche ieri sera, esatto, sì. E quindi se il gatto se li mangia, ciao cat. Tu capi un micio il discorso? Era qua un altro, beh, che schifo. No, censuro, il topo morto, gli hanno mangiato la testa, era senza testa. Guarda quanti, è strapieno questi topi morti. Guarda un altro! Infatti dicevano che gli abitanti erano, tra virgolette, preoccupati, quelli di queste zone, perché ne conti veramente a migliaia, ma non stiamo esagerando, cioè, guarda che roba! Adesso cambio la lente della GoPro che vedi tutto bruciato, i bianchi. Comunque guarda che bello, quando vedi la gente che sta lì tranquilla in mezzo alla strada, cioè questo ti fa capire il livello di traffico che c'è in questi posti. Abbiamo avuto modo di notare che i gatti sono vivi e ciccioni. Sì, no, volevo dire corposo, signor gatto, non si è fermato, ma guarda tutto. Ma questa cos'è? Cipolla. Ah, questa è la cipolla. Questa Sì, anche se crescono sotto, logicamente questa è la semina, no? Della cipolla. Ah, che forte. Poi sottoterra cresce la cipolla. Sì, Quante robe impari tu su sto canale? Ma lei vive qua sempre? Sì. Quanti abitanti ci sono qua in questo borghetto? Sì, speriamo una settantina adesso. Ah, peraltro. Nascosti bene? Sì. Anche perché noi è la prima volta che veniamo qua, però sì, è tanto fuori, no? Come... fuori, sì, un po', per tutto, lavoro, tutto. E anche supermercato? Non c'è neanche niente per fare la spesa? Abbiamo qua gli alimentari, se no bisogna andare 8 e mezzo, sono 20 km, a Spilimbergo. Perché da qua si arriva a Tolmezzo? Sì, cioè la sera a Chianzutan qua, poi arrivi giù sul lago di Vergogna, va a Tolmezzo, 20 km si è a Tolmezzo. E sono 20 per di là. E qua ce ne sono di più, però c'è prima i supermercati, c'è Maiano, ce ne sono tanti. Comunque bisogna sempre uscire dalla valle. Sì, una ventina di chilometri. Minimo. Minimo. Anche per il lavoro, io ho lavorato sempre in fabbrica qua. Ho fatto sempre quel tragitto lì, 17 andare, 17 tornare. Sì. Come Non è neanche male, noi ne facciamo 50 per lavorare. E bene, adesso sempre peggio, no? No, è che dicevo, sì, effettivamente è bel paese, però ma anche appunto se devi fare solo la spesa, dico, perché il lavoro dici, vabbè, ma la spesa... Sì, ormai qua la spesa si va ogni 15 giorni, una volta per settimana, si fa la spesa per la settimana. Qua si prende il necessario, il pane. Certo. E ecco perché tutti hanno l'orticello, perché qua non hanno... Chiaro, adesso non falcia neanche più nessuno perché non c'è più i vecchi, ormai sono Peccato. vecchi, insomma, ne ho 70 anch'io, non è che più di meno. Legna per l'inverno. E via. Sì, Noi abbiamo approfittato ecco, nel il lockdown. lavoro è quello, no qua. Sì. Noi abbiamo approfittato nel lockdown a fare questo lavoro. Così è. Oro. Bene. Ne mangio. Buona giornata, buon lavoro. Buon proseguimento. Tanto.
Oddio no, forse mi bestemmiano se lo faccio, però vedi questa specie di corno di renna, che secondo me è un corno di renna quello, un pezzo di... tu lo tiri, guarda, e si muove il battacchio. Attenzione che il battacchio non è quello che intendono certe signorine, che dalle nostre zone significa un'altra cosa, ma è quel bastoncino che c'è all'interno delle campane, ok? Però ragazzi, ho trovato una cosa che voi... Cosa? La bottiglia di birra in fresca. È vero, è anche chiusa. E l'avrà messa qualcuno del luogo. O l'ha dimenticata qualcuno. Eh sì, è piena. Ma guarda qui. Sempre bello San Francesco. Ah no, 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 sempre brutto San Francesco. No, no, non venire a San Francesco. Natura semplice, esteticamente confortevole, edifici abbandonati. Ecco, questo è l'habitat naturale del singano puntinatore. Sambuco? La sambuca? Cioè questo è il sambuco che fa la sambuca? Sì. No, ma la sambuca non è anice. Fai il sciroppo di sambuco, puoi fare... Ma non la sambuca Molinari. No, cos'è? Anice. Infatti. Quella sarà il nome, ma... Fa snasare. Sa un odore piacevole, strano, già sentito, forse una specie di detersivo. Come si fa? Si prendono i fiori, si mettono a limone e zucchero. Sì, ha quel che di tipo detersivo ammorbidente. E viene uno specie di sciroppo che è dissettante. Quanta cultura Italia, quanta cultura. Cioè cosa serve andare a scuola quando dopo e puntine del mondo in televisione da guardare? Le Lotus Elise, bellissima, la mia macchina preferita, tedeschi. Ah, bello cacchio, ed è un piccolo raduno di Lotus Elise, belle. A parte l'ultima era il modello vecchio, no, a me piaceva da morire la S2, Lotus Elise S2. Basta avere la testa e dopo pian pianino. C'è gente anche più giovane che la testa comincia... Bene, è una bella roba. Va sempre bene tutto. Sì. Dopo c'è sempre degli acciacchi. Vabbè, ma quelli ce l'abbiamo anche noi ormai. Ne ho io più di tutti che ho 38 anni. Come 38 anni? Sì. Quanti me ne davi? Beh, almeno la nostra età. Ah, vai mona? Sul serio? Dai. Ti facevo più sui 40. Ecco. Così non so perché ti facevo la nostra età. Va bene. Vabbè, dai. Bene. Buon saluti signori. E mi dà sempre manco, altri mi ne dà più. Basta, Italia cancella queste persone dalla lista degli amici, bannali dappertutto. Porca miseria. Non lo so. Traduzione: Uniz sin tornazza vivi. Cioè deduco uniti siamo tornati a vivere, però non essendo furlano bisogneria sentire Paolo. Paolo, cosa vuol dire? Scrivi nei commenti, scrivi, spiega. A volte penso, no? C'è il monumento ai caduti della guerra, però se tu ti fermi un attimo a percepire la data, no? 1940. È pochissimo tempo fa, cioè non so se mi spiego, se provi veramente a tornare indietro con la fantasia nel tempo, sono veramente pochissimi anni. Cioè sembrano tanti, 80 anni, invece no, cioè è niente, capisci? Cioè vedere adesso questo contesto di pace, di tranquillità, di estrema tranquillità, e pensare che fino a pochissimo tempo fa, perché fidati, prova a concentrarti, è veramente pochissimo tempo, qua si combatteva e ci si sparava dietro, è veramente ha dell'incredibile. Guarda che corrono, guarda, tu, guarda, 1, 2, 3, 4, 5... Ah, mi sono sbagliato, 5 femmine, il maschio che è in giro, vedi? 6, 7 e uno è rimasto là. Ma quanti sono? Accidenti, non pensavo che erano così tanti. Un altro? Sì. Invece anche il maschio, 8 sono allora. Eccolo qua, tu, femmine, rio, ta, e la sbaglia strada. Semenio. Ah sì, appartamenti, sì, guarda con la cucina, sentivo io sto odorino qua di suo che mi ha fatto venire il brontolio di stomaco. Bed and breakfast, da Renzo è quel ristorante, capito? Quindi sai che se ti piace proprio sto posto e sei in moto, in macchina, vuoi restarci un giorno in più, il ristorante ha anche il bed and breakfast. Tu capivo Renzo? Sgancia la percentuale. Perdona le riprese di cacca con la GoPro, comunque nota che persino al ristorante hanno messo il carica bici elettriche. Pazzesco. Abbiamo i 5 euro che mi hai detto te. 3 caffè riusciamo a farci?
il gallo incazzoso. Però vedi che anche lui, Italia, le ha chiamate pitte. Pitte. Però, scusa, Dennis è dalla provincia di Belluno. Mentre io pensavo che pitte si dicesse dalle parti di Valdobbiadene, dove l'amico che saluto del canale dice sempre pitte. Un giorno però un tu se n'è uscito e ha detto no, ma guarda che i pitte sono, cos'è che erano, i tacchini. E ho detto non so, il canale ha sempre detto che i pitte gli regaine, e ho detto boh, quindi mi confermi che i Anche pitte... da noi pitte sono galline. Ho fatto brutta figura che volta. No. E pitte e gaine, ok? Quindi dir Vedi, pitte... anche se le chiami si girano pitte. No, sono girate dall'altra parte. Dimmi, guarda come che pesa proprio, guarda. Aspetta che te la sbecca. Ah sì? Volevo far vedere un attimo a Thomas Broto, i nostri nuovi amici, no? E dei sioriti matti, veramente bellissime persone qui da Trieste, quelli con la bici e mountain bike elettrica, che hanno il camper come quello di Thomas, che magari non tutti sanno. Thomas si è appena preso il Mercedes Vintage, ha venduto su, ha preso questo e adesso lo sta tirando su, insomma, ecco. E questo è il suo gemello. Oh ragazzi, curatevi un attimo le borse che fa Marica, cioè la qua che cuciva, le ho detto ma cosa stai facendo? Sto facendo una borsa, l'acquiferi, è presente? Cioè, ammira? E vuoi mettere le scarpe d'alcolizzato di Dennis? Guarda, quando arrivi a casa ubriaco spolpo, guarda, c'è scritto scarpa, quindi se tu non capisci che queste sono le scarpe, c'è scritto. E l'angolo culturale, scarpa è la marca, vabbè, ci abbiamo scherzato. Comunque dalle nostre parti, soprattutto nel veneziano inteso come proprio Venezia, Scarpa è un cognome estremamente, ma non sto esagerando, estremamente tipico. Se ti capita di fare un giretto a Venezia, basta, per carità anche nei dintorni, però vabbè, prendiamo Venezia, dai un'occhiata ai campanelli. Ma guarda te, se due poveri morosi non possono venire un attimo in montagna a riposarsi, che devono trovare il Singano che li porta in sbrindolo, che li porta in mezzo alle zecche, che li porta a giocare a basket e che li porta a fare un giro con venerdì. Avete sentito ragazzi che profumo? Non di felce azzurra, Ma di fece marrone. bravo, di felce marrone. Mi han spento il sole, chi l'ha spento? Sei tu. Venerdì, ti piace la tua piscina? Certo, Sir Singano, denota una diversa tonalità dei colori, molto probabilmente dovuta alla scarsità di raggi solari. Esatto, venerdì, ottima deduzione. Nel ruscelletto con i pinini, aia è fredda, aia, pure i sassolini, che bello. Vedi Italia, ci ho pensato, ho detto porto il materassino, che devo ancora trovargli il nome, non porto il materassino, nel dubbio non l'ho portato, però vedi, guarda, prova a immaginare adesso col materassino andare là, guarda che bello, navigare così su queste acque straniere. Guarda che ci fa vedere, no? Come si naviga. Ci illustra il navigamento. No, chi ha coraggio di fare questa cosa qua è coraggioso. No? Beh, però dai, con le gambe ci stiamo, non fa male, eh? No, non ce la faccio. Non posso farci. Non puoi farcela? Perché non credi in te stesso? Proprio zero. Non lo so, sui libri dicono che se tu sei convinto di te stesso puoi farcela. Cioè, quindi se tu sei convinto di te stesso non muori assiderato in teoria. Cioè, per logica, insomma. Com'è? Bella. Freddo. No, comunque dicevo a Dennis che io non credo in me stesso, quindi non sono tenuto a buttarmi nell'acqua ghiacciata. Ne va, sotto il coso là. Nel frattempo Singano, molto più calda qua, Singano studia la situa, come dicono i teenager, no? Che sarebbe la situazione, che i teenager sono un po' sparagnini con le parole, no? Allora, comunque forse ragazzi l'abbiamo trovata, secondo me l'abbiamo trovata. Dennis, è confortevole? Dimmi. Insomma dai, non è male. Sì o no? Sì. È confortevole? Confortevole. La famosa comfort zone. Esatto. Vediamo.
Diceva, ma non dirlo in giro però. No, no, Cioè, no. di Iuri pensavo meglio, no? Che bel posto, cioè, capisci? Sì, è vero. Sì, Sì, è vero, dopo non si è- riempie, le colonnine sono anche numerate, voglio dire, non è che ce ne sono 8, non è che ce ne sono... Sono i topi anche sull'acqua. Sì, no? sì, sì, quindi niente, no, Forse state a anche casa, meglio stare a casa. esatto, Secondo me sì. andate al mare Sì. e basta, sì, 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 sì. Perché se guardi il tuo pallone da basket, C'è scritto c'è scritto Wilson. lo Era so, quello che aveva trovato in Castaway. lo so, Tom Hanks, sono quelle cazzate che fai che dopo te ne accorgi col tempo. E che in realtà io ormai l'ho battezzato venerdì, in realtà io intendevo Wilson, intendevo il pallone di Castaway, venerdì invece era l'amico di colore di Tom Hanks, hai capito? Ormai è andata così, ormai lui è venerdì. È vero, perché è così calda qua? Perché si scalda là? Ah, perché non è molto corrente, è più ferma. Una corrente, allora Cazzo, è un paradiso qua, questa è tiepida, o forse perché siamo andati in quella ghiacciata, giù con le sedie, con quel là dove ci sono le cascatelle. puoi tenere i piedi a controllo da così. Sì. Bene, in spiaggia ci siamo stati ed ora possiamo tornare alle nostre rispettive abitazioni mobili. Stavamo pensando che i scioretti, quelli sportivi con le bici elettriche, no, saranno arrivati in Portogallo, e da stamattina che sono via in giro, chissà che giro hanno fatto. In questo momento possiamo denotare Dennis che si sta accingendo, ogni tanto qualche parola forbita buttata qua e là, perché per forbita, no, Italia non significa solo forbire i veri, tipo ogni altri, forbire i mobi, che significa passare col canevaccio, no? Per forbito si intende anche quel linguaggio, no? Che un attimo si distacca dal parlare borghese e si differenzia per l'utilizzo di termini un po' più sofisticati e ricercati. Salutiamo Dennis e Marica. Ciao Dennis. Ciao Marica. Questi a sinistra invece sei i scioretti che ti fa un mese Italia in bicicletta. E tu? Esatto. Come ne guida camperista, così ti fai viva anche a sto momento, no? Giustamente. Ciao bellezze! Ciao! Eccolo!